Adesso nel santuario dei cetacei ci sono tutti e 16, da Arenzano a Moneglia. Dal 17 novembre, giorno della cerimonia di adesione all'Acquario di Genova dei 10 comuni costieri genovesi che ancora non avevano aderito a questo progetto europeo, tutti i comuni costieri della città metropolitana di Genova aderiscono alla Carta di Partenariato Pelagos, che garantisce speciali misure di protezione dei mammiferi marini nell'area del santuario, 87.000 km² nel Tirreno settentrionale, fra Sardegna, Corsica, Liguria, Toscana e Costa Azzurra. I primi 6 comuni genovesi aderenti erano stati Bogliasco, Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Chiavari. E poi, anche per la forte spinta del sindaco metropolitano Marco Doria, hanno aderito gli altri 10 comuni costieri genovesi, a partire ovviamente dal capoluogo. È un'assunzione di impegno e un'assunzione anche di responsabilità nel voler valorizzare, supportando con delle iniziative che i comuni possono promuovere, una grande creazione che è questa di quest'area marina protetta, che difende l'ambiente, difende la biodiversità e valorizza proprio il nostro spazio, che è anche uno spazio marino. È importante questo, è importante che però si arrivi davvero a una tutela effettiva del santuario, quindi migliorando la gestione effettiva e quindi dando anche in prospettiva una figura giuridica a questo ente di gestione, per arrivare a una tutela che fra l'altro porterebbe la complessiva area tutelata del Mediterraneo dal 3% attuale al 7%. È un momento importante che va salutato in maniera corale e in maniera gioiosa, perché porta l'Italia, il nostro paese, ad avere un'adesione complessiva di 81 comuni su 111, vale a dire oltre il 75% di comuni che hanno in qualche modo manifestato sensibilità, attenzione e impegno alla salvaguardia del mare. Durante la cerimonia, oltre al rito della firma, sono state consegnate ai sindaci anche le bandiere di Pelagos. Erano presenti anche 2 sindaci savonesi, 2 spezzini e 2 toscani. Il significato intanto è quello di in qualche maniera rappresentare una rete e una univocità di intenti nei confronti della tutela del nostro mare, che ovviamente è un patrimonio che fa parte di tutti della nostra splendida regione, della città metropolitana, e quindi i comuni che si affacciano sul nostro mare hanno ovviamente il dovere di testimoniare questi principi, questi valori che testimonia il santuario Pelagos, e fare in modo che questi valori vengano in qualche maniera permeati sulle cittadinanze, sulle nostre comunità. Ha un grande significato di valenza ambientale che va portato alle nuove generazioni in senso anche di sensibilizzazione. Il mare fa parte di noi, è un nostro componente fondamentale, e conoscerlo è la via migliore per comprenderne l'importanza e andare a fondo e capire anche poi quanto è fondamentale tutelare l'ambiente marino in generale ed anche le specie che lo popolano e che lo vivono, ed in particolar modo i cetacei.